Sono in ritardo? No, lei non è in ritardo, insomma, voglio dire... Arrivo prima? No, nel senso mi permetto... Alle 7 domani sono qua? No, non è questione di orario. 6:30? Non è questione di orario, è questione di capire se cos'è? la sua età, quindi non è un discorso di orario, è proprio che lei quanti anni ha, mi scusi, perché sa che c'è un limite per il quale... 54. Li porta bene innanzitutto. Grazie, quindi gentile, direi che è gentile. dentro i parametri per poter donare. Quindi... Evviva, posso donare? Donare il sangue significa salvare delle vite. Regalare pochi minuti del proprio tempo può fare la differenza per tante persone. Un messaggio fondamentale che deve essere veicolato a giovani e adulti. Così l'Associazione Bellunese Volontari del Sangue ha pensato ad un progetto che potesse, attraverso un sorriso, far riflettere su valori importanti, in un momento in cui si stanno cercando sempre più donatori per far fronte alle emergenze. Noi abbiamo istituito ancora 20 anni fa un ufficio del chiamata che è il nostro fiore all'occhiello, per cui gestiamo assolutamente telefonicamente, concordiamo l'appuntamento di tutti i nostri donatori attivi, e per attivi intendiamo i donatori che possono effettivamente donare il sangue, a meno che non abbiano delle sospensioni temporanee. Quindi riusciamo ad essere efficaci ed efficienti per il servizio trasfusionale di riferimento, quindi l'ospedale hub di Belluno. Tant'è che i nostri 6.200 donatori, per esempio l'anno scorso, hanno fatto più di 9.200 donazioni tra sangue intero e plasma. L'associazione ha dunque pensato di lanciare un progetto per sensibilizzare la gente alla donazione del sangue. Serviva un medico e serviva un personaggio, un attore che fosse in grado di interpretare ben 33 personaggi. La scelta è stata molto difficile e alla fine ho detto vabbè, faccio io il medico e tu fai... Se faccio gli altri 33 personaggi. Serviva un medico affascinante, bello, una bella voce, una bella personalità, ed eravamo molto indecisi su chi potesse farlo. Poi la scelta è caduta casualmente su di lui. Igor Barbazza e Davide Stefanato, attraverso degli sketch comici, lanciano dei messaggi importanti. Quando compariranno i sigilli alla fine di ogni questo timbro che noi mettiamo, dicendo che se hai un certo età puoi donare, ci sono molti messaggi che noi diamo. Dunque dal 21 marzo ogni giorno su Antenna 3, pillole con il sorriso per ricordare il valore del dono.